Allora, generale, rispondendo al nostro anche telespettatore che ha lanciato una provocazione anche forte. Sì, io mi rendo conto che è preoccupato e quello che ha detto questo telespettatore... Esasperato anche, esasperato. Quello che ha detto questo telespettatore è a fattor comune il pensiero di tantissime persone, ma tantissime persone che però purtroppo non possono fare, non possono decidere. Non è la preoccupazione di quelli che possono decidere. Esatto, ma è di chi deve Sentiamo subire. la Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, signora. Buongiorno dottoressa e buongiorno al suo gentile ospite. Buongiorno. Vorrei sapere il suo gentile ospite cosa rappresenta, che funzioni ha, per poter anche parlare, perché lo vedo magari in altre televisioni ma non ho ancora capito di che cosa fa parte e cosa ci rappresenta a noi utenti. Va bene, ho capito, grazie. Dopo voglio parlare in seguito a questo. Ah, va bene, adesso glielo spiego. No, lei prima dica, faccia la domanda e poi vi do la spiegazione. Prego. Pronto? Sì, signora, dica tutto che dopo lo facciamo rispondere. Pronto? Signora? Sì? Allora, lei faccia anche la domanda e poi lui le risponde. Allora, io sto dicendo, siccome abbiamo già interpellato, Striscia la notizia ha interpellato il nostro signor sindaco di Padova, il KGB della Russia, che ha detto con quali soldi tuteliamo il cimitero con gli furti che ci sono ai nostri poveri defunti, che è una cosa violenta, inaudita, perché può essere il mio, il suo e quello anche del signore che è lì. Allora, di fronte a queste cose, l'utente cosa può fare? Cosa possiamo fare? Noi paghiamo tutta sta gente, la strapaghiamo, e questi sono i risultati. Allora, prendiamoci in mano la città, mandiamo via sta marmaglia, perché questo è peggio del KGB della Russia, questa è una dittatura violenta, perché non possiamo neanche più uscire di casa, di sera siamo blindati in casa nostra, noi vogliamo una città libera, gentile, e non con tutta sta marmaglia che gira. Cosa fa tutto il giorno sta gente che gira con telefonini? I nostri ragazzi alle 7 della mattina escono a lavorare, tutta sta gente che ciondola in giro. È chiaro che ti ci trovi senza portamonete perché sono furbi. Grazie. Io dal signore volevo una risposta di che cosa fa parte, di che cosa si occupa, di che cosa fa per la popolazione, perché è giusto anche sapere che chi viene ha un programma o no, ma è chiarissimo il suo intervento. Chiarissimo, signora. Grazie della telefonata. Città di Padova, comunque, mi dicono della regia. Prego, rispondiamo perché il tempo sta volando. Velocemente, cara signora, io non rappresento nessun altro se non me stesso. Non faccio politica, rappresento, quando qualcuno mi chiama a farlo, parte della mia esperienza di 42 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri. Bontà sua, la dottoressa Cognido ha detto che sono esperto. Diciamo che ne ho masticato per 42 anni, per cui riesco anche a dire qualcosa in più di chi di queste cose non se n'è mai occupato. Ha ragione perfettamente. No, parentesi, siccome poi i nostri telespettatori lamentano la presenza di troppi politici, allora portiamo chi viene dal mondo del lavoro, che ha fatto una certa esperienza, e lo facciamo accomodare qui. La prossima volta verranno anche i giovani che stanno ancora nel mondo dell'università, perché devono transitare tutti. Io lo invito sempre, la signora volesse partecipare a una trasmissione, ci telefoni, viene la sera, martedì sera in prima serata, dice la sua opinione, eccetera. Noi invitiamo chiunque che abbia un'esperienza, naturalmente deve anche esporsi, assumersi le responsabilità di quello che dice, avere una convalidata esperienza nel settore, e noi cerchiamo di dare la parola perché voi stessi ci avete chiesto: non vogliamo vedere solo figure di politici. Benissimo, diamo spazio a imprenditori, lavoratori, artigiani, commercianti, forze dell'ordine e chi più ne ha più ne metta. E io invito sempre a scriverci, abbiamo anche la mail aperta, e quindi fare le vostre osservazioni, oppure venite in trasmissione, martedì sera c'è
possibilità, c'è spazio per tutti e lì avete la possibilità anche di parlare direttamente e avere delle risposte concrete. Questa è un po' la parentesi chiusa, no? Perché sennò la signora si aspettava che lei fosse un rappresentante delle istituzioni, se poi lei era un rappresentante delle istituzioni, peste corna a chi rappresenta le istituzioni. Guardi, c'è modo e modo di rappresentare le istituzioni. No, ma volevo dire, in questo certo. caso lei parla con esperienza perché se l'è fatta un po' a vario non c'è titoli. Dubbio. Insomma. E tengo a dire a questa signora, perché cortesemente ha telefonato, ma anche a tanti che ragionano allo stesso modo e non hanno torto, facciamoci tutti un esame di coscienza. Quante volte abbiamo detto ma non è possibile avere tutti questi carabinieri per strada, sentire gli scarponi chiodati? Ecco, sentire gli scarponi chiodati di pattuglie di carabinieri, scarponi chiodati in senso lato, è sicuramente preferibile che non percepire l'assurdo e assoluto silenzio delle scarpette da ginnastica che usano quelli che a Gorgo al Monticano certo. hanno fatto quello che hanno fatto. Cioè, ma la signora non li tollera più quello, cioè lei è arrivata all'intolleranza di queste figure. Ci vuole ma non si presenza, neanche mandare via. Ci vuole, no, ma basta una presenza fisica. Ma abbiamo meno forze dell'ordine. Ma abbiamo meno forze dell'ordine. E chi è che decide quante forze dell'ordine ci devono essere? La politica. E perché abbiamo meno forze dell'ordine? Perché non ci sono soldi. E perché non ci sono soldi? Perché la politica deve continuare a mangiare a quattro ganasce sulla pelle nostra. E invece che spendere i nostri soldi per forze dell'ordine e per i malati, che ne so, per gli ospedali, anche per le carceri, alla fine continua a fare viaggi in tutto il mondo, a mangiare, certo. a spendere, a spandere a spese nostre. Mandiamola a casa sta politica. È un messaggio che è arrivato di un telespettatore che ha lasciato nome e cognome, dice mi arrendo. Ecco, questo secondo me è brutto. È brutto, bravo. È brutto, è brutto, è brutto. Perché non in realtà arrendersi vuol dire va bene, sì. lascio perdere tutto, quando in realtà uno deve pensare che in fin dei conti ma lo capisco, ma lo capisco. Il passaggio successivo a questo è cioè, almeno mi la resa suicido. viene dopo la battaglia. Il passaggio successivo è mi suicido. Abbiamo avuto in Veneto un tasso di suicidi altissimo perché la gente non gliela fa più, e quindi questo è sempre lo stesso discorso. Ma secondo lei allora così, proprio il ragionamento che non vuole essere qualinquista, però da uomo qualunque, assolutamente. Ecco, che cosa può fare il cittadino? E quindi rispondiamo un po' alla signora. Il cittadino teoricamente può fare molto poco, praticamente avrebbe potuto fare, cioè non votare certe persone che non sono assolutamente presenti sul territorio, che non vivono la sua stessa vita. Però lì c'è stata una riforma elettorale, continuamente tra i soliti discorsi. E allora quando la sezione del partito di centro, di destra, di sinistra, non ha importanza uguale, vi convoca a firmare per le primarie o per le secondarie, non ci andate. Date questo segnale, è ora di finirla con questa politica con la P minuscola, con questi omuncoli prestati alla politica che altrimenti non avrebbero avuto niente da fare. Chiarissimo, benissimo. Allora io la ringrazio, non c'è più tempo a disposizione, abbiamo sforato, ringraziamo i nostri telespettatori, invito ancora naturalmente a scriverci, se volete partecipare vi invito come sempre per il martedì sera, TV7 con voi @triveneta.tv, grazie al generale Sivoli di averci tenuto compagnia in questa mattinata e a voi naturalmente buon proseguimento, grazie.